Oh Vengo verso te, montagna immacolata, vengo verso te, porto la mia scarpata, a foglia di campa con te. Vengo verso te, per scoprire se sorriente, vivere d'amore, chiedere alla gente, a foglia di campa con te. Come la cielo ferito, un po' più là, un po' brunito, un po' più campa, un po' più campa senza te. A montagna cara per un nome che porti, tanti tanti popoli che anche gli sono morti, ma ve ne verso te. Vengo verso te per scoprire sta sorgente di vita e l'amore che era la gente, la voglia di campare con te. Come la cielo ferito, un po' più là, un po' brunito, un po' più campa, un po' più campa senza te. a colomba bianca di rosso si è staccata, un popolo stanco di a sua straziata, e viene verso te, viene verso te, contro l'alienazione, viene verso te, per la Corsica nazione, chi sarà libera con te, come la cielo verrino, un po' più là, un po' brunito, un po' più campa, un po' più campa senza te. Oh montagna cara, per i nomi che gli porti, tanti e tanti buoni, che non li sono morti, ma veniamo a vedere su te, oh Gesù nome, chi ribomba, oh Gesù nome, che ci porta. Buon pomeriggio, bentrovati, grazie di essere qui. Ancora un incontro, il secondo appuntamento Sorres de Mare, isole nel cuore del Guilcer, la Sardegna, la Corsica, gli artisti che hanno modo di condividere un'esperienza. Ieri sera è stato un momento veramente fantastico per le voci, per i contenuti, per le atmosfere, per le suggestioni che tutti quelli che hanno attraversato le tavole di questo palcoscenico hanno potuto offrire in dono a chi ci ha seguito attraverso la diretta di Sardegna Live come questa sera e a chi qui proprio nel parco comunale di Tadasuni ha avuto modo di ascoltare da vicino tutto il sentimento che le canzoni, i suoni, tutto quello che è stato veramente rappresentato ha potuto manifestare davvero in questa iniziativa che il Comune di Tadasuni ha fortemente voluto. Il primo incontro di una serie di appuntamenti che negli anni avrà modo di rinnovare proprio questo smalto che riluce di bellezza. Avete ascoltato in queste prime battute
anche quello che poi nel corso dell'incontro si svilupperà, perché queste voci corali che arrivano dalla Corsica sono anche il preludio alla presentazione del loro primo lavoro discografico, I nostri sogni, sono i ragazzi dell'Eterno, che intanto applaudiamo perché poi torneranno su questo palcoscenico e saranno gli ambasciatori di questa isola sorella che è la Corsica. Ma il sodalizio ha voluto ovviamente essere soprattutto un incontro con uno degli artisti di questa terra che forse ha ispirato il racconto, sicuramente il titolo. Sorres de Mare nasce proprio da una tua idea, caro Luca Tilocca. Ieri ce lo hai raccontato, tuo nonno che ha avuto questo modo di viaggiare e soggiornare in Corsica ha lasciato in te, bambino, questa traccia che poi per te è stata un po' un'esperienza da ritrovare, un cammino da fare a ritroso per appunto tornare nel luogo dei ricordi e nei giardini dell'infanzia. Abbiamo ascoltato quindi questo incontro, ma adesso ci riporti dentro la nostra terra con un omaggio a Ita Zenda, ad Andrea Parodi e anche a Piero Marras, che ha scritto Carrassecare qualche anno fa. E quindi con tutta la sua band un applauso a Luca Tilocca. Grazie. Deu, scesi in sera, Deu, fatto a Bisera, casa manzano bolla sosa vira mi candro, casa manzano sul mondo a fanculo che mando. Deu, besire domo, fa che mi morrere con chi monta viende, so sanzone do brinche. Balla chi come bene carrassecare, amo iscutinare essa vita, tanto dopo ne finta di dimenticare, tutto sa fanno mano e sa chida, e su loro no, non si spanta da, esa notte no, no chi no vinca da, esa notte bra che vento, tu è verano, sei scontento. Deu, ama la ozza, soe, solo che pozza, Vito suento a manzano ad appender cantende, amusa fa che mutetto si impari riende. Deu, vestire d'uomo, fa che mi morrere como chi monta viene, son zanzone dos brinche. Balla chi come bene carrassecare, balla chi come bene carrassecare, balla chi come bene carrassecare, balla chi come bene carrassecare. Grazie Luca,
che ha aperto questa nostra diretta con la complicità dell'Eterno, ma io presenterei anche i nostri amici che sono sul palco con noi, così li salutiamo. Allora, lui lo conosci già da ieri sera, è Giuseppe Nocco da Porto Torres, il maestro. Il maestro Giuseppe Esai alle tastiere da Alghero, un applauso. E il maestro Cristiano Caria al basso, dietro di me. Perfetto, quindi abbiamo presentato anche i compagni. So che adesso devi correre a Domus de Maria, lo diciamo perché siamo in diretta. Esatto, così. devo andare Quindi, a suonare lì. amici di Domus de Maria che aspettate Luca Tilocca, andate nelle località vicine, così ve lo perdete, va bene? Solo un ringraziamento se me lo Sto permetti. scherzando. Okay. Io volevo ringraziare Giuliano perché è una serata molto difficile comunque unire due isole. E io sono veramente molto rilassato quando c'è Giuliano sul palco, perché Giuliano è il numero uno, questo lo devo dire in diretta. Ecco, ti ringrazio perché poi ti darò anche un piccolo assegnino. Tu ricordati sempre, oltre la siepe ci siamo noi, che è quel limite bellissimo che delimita la nostra amicizia. Va bene, viva la siepe sempre. Grazie di cuore a Luca Tilocca, a tutto il suo gruppo di musicisti. Vogliamo iniziare proprio col sorriso questo incontro, perché nel segno del sorriso e dei talenti avrà modo di proporre davvero insomma, delle cose. Ieri è stata una serata meravigliosa, ma oggi lo sarà ancora di più. E volevamo ringraziare intanto tutti quelli che ci hanno seguito in tanti e tanti dalla Corsica, che era un po' il nostro presupposto, no? Aprire i confini anche televisivi per far sì che ci fosse questo abbraccio reale tra chi da quella parte ha portato arte fin qua, e poi ci sarà sicuramente anche un viaggio di ritorno e saranno i nostri artisti ad andare in Corsica a portare la nostra arte, la nostra cultura e le nostre tradizioni. Quindi noi adesso stiamo allestendo il palcoscenico, lo stiamo preparando per ospitare una donna. Lei è giovanissima, però è uno dei talenti che già guadagna da questi primi anni del suo camminare dentro la musica quell'apprezzamento che le viene restituito per il suo modo, per il garbo di porgere la musica e la voce, per l'originalità, per la freschezza che sta dando a questo nostro panorama musicale, che in lei vede una delle protagoniste da guardare con attenzione anche per il nostro futuro. Vedo che tutto intorno a me è pronto. Ha scelto Adiosa, Non potrò riposare, la poesia scritta da Salvatore Sini, poeta e avvocato di Sarule. Un applauso per Laura Spano. Eccola qui. Vieni Laura. Guarda come in pochi secondi siamo soli e liberi, e quindi tu ti potrai anche muovere dentro le note di questa bellissima canzone, di questa bellissima emozione. Laura Spano. Riposare, amore coro, pensando attieso d'onzi momento, noi stesi in tristura prenda e oro, ne in dispiacer o sicuro che a te solo bramo, che t'amo forte, t'amo e t'amo e t'amo, t'assicuro che a te solo bramo, che t'amo forte, t'amo e t'amo e t'amo, se m'essere possibile anche lui di spirito invisibile piccavo sa sforma se fura boda e che lui
so sole sosiste dose formavo un mondo bellissimo protene proprio del dispensare cada bene un mondo bellissimo protene proprio del dispensare cada bene non potrò piderno che n'amargura lontano da etene amato coro annuda palesa bella natura se no esta curso su me un tesoro e promi dare consolo e recreo coro Dios amada pru ed eu e tan sicuro che ti è solo bravo cattamo forte forte t'amo t'amo e t'amo non potrò riposare. Complimenti Laura, questo canto è meraviglioso e ti vedo emozionata come sempre, perché accade che quando una in qualche modo sente le cose che canta e che interpreta, poi insomma abbia due possibilità di trasferire emozioni, la voce e il cuore, e a te riesce sempre in questa duplice mandata la possibilità insomma di arrivare alle persone. Più tardi ovviamente sarai con noi, so che sei molto contenta di essere qua a Tadasuni questa sera. Ci vediamo dopo? Un applauso a Laura Spano. Sardegna e Corsica, Tadasuni, questo piccolo centro, poco più di 130 abitanti, è un parco meraviglioso, tra l'altro con le luci del giorno abbiamo la possibilità proprio di assorbire ancora di più il fascino di questo luogo che oggi ospita artisti della Corsica e artisti della Sardegna. E in questo caso l'espressione del cantare insieme. Lo abbiamo detto, il canto a tenore, riconosciuto dall'UNESCO, patrimonio immateriale dell'umanità, ha in ogni luogo però declinazioni differenti, diversi moduli per essere interpretato e modulato in questi versi che trasmettono il valore della nostra lingua, ma anche la potenza del nostro cantare insieme. Orosei si apre su questo golfo a cui dà il nome, e secondo me questa apertura c'è anche nel loro modo di cantare. Lì il santuario ha ospitato ovviamente tanta della sua storia, e grazie ad Eledda ha scritto alcune pagine interessanti anche di Canne al vento, e a un certo punto puntualizzava proprio il fatto che in occasione della festa, intorno a un suono e soprattutto al cantare delle voci riunite, si muoveva il vortice di un ballo. E accade ogni volta che loro interpretano la poesia di Orosei, perché ti viene voglia di ballare con il cuore. Un applauso per il tenore Antonio Emilia di Orosei. Eccoli qui. Dal 2003 insieme, quindi il prossimo sarà l'anno del ventennale, una ricorrenza, giovani, e lui che è più giovane degli altri tre, anche se è dal 75 che raccoglie l'esperienza dei maestri del passato, di una bella poesia che ha sempre da documentare, e a sua volta è diventato un maestro che trasferisce questa esperienza che ha avuto in dono. Loro adesso ci fanno attraversare una parte del repertorio, un piccolo viaggio, ne
beneficerete, perché davvero la bellezza del loro canto arriva a tutti. Il canto di Orosei, tenore Antonio Emilia. La tua simpatia è spantosa, che t'adorna su raro e pelo brondo. A suo viso simpatico e zocundo, che in suo onesto profilo incantadore tua simpatia e che tua simpatia e tua simpatia e su candore, cale coro umano e noi spanta. Bella che a Maria Caterina non bindati in sossarto de nugoro. Io che sospiro suane
las que me la danzina. Coro mio aiona io e a Satan cabinare. Do se queren con l'acqua si può bere. Anche se non è rosso, almeno lo stesso. Prova. Perché te lo lavoro. Mamma desconsolata e te minarás, che sua corse osa Dio a te dare. Abbracciami che tenzo di andare, naracale augurio mi prepara. Mamma disconsolata e te minarà, perché forse osavi abbracciami che tenzo di andare. Tristo temeroso reso e salara, non querio che piangar mamma mia. Conseguirei non poto costa brama.
le mi da mamma. Pensa tu e Angelica via che ama vida morta. Mamma disconsolata e teminarà che so accorse osa Dio a ti dare. Vente che due mare leno venita mallentare sulla orea. Bancaresi arvono mesadore, onze manatanda come sueno tira mulino primor de lampadas tumba hamba primor de hamba primor de hamba primor de hamba rakana hamba tira hurga chuba hamba tira hurga chuba hamba tira hurga chuba hamba zubra de preka thore preka te subara hamba preka te subara hamba preka te subara hamba hotsar daline de pena happo vida kanga hamba happo vida kanga hamba zubra de preka hamba zubra de preka hamba ke le preka sapar 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 hamba insas penadera hamba insas penadera hamba insas penadera hena hena yutira hamba primavera hamba primavera hamba rakanare hamba takira urga choba sore zubra de preka hamba zubra de preka hamba zubra de preka hamba reka te subara hamba reka te subara hamba hostar daline de pena happo vida kanga hamba zubra de preka hamba ke he preka sapar 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 hamba insas penadera hamba insas penadera hamba insas penadera hena hena yutira hamba
tempo senza affannoso e vastizor, de canto bello vescovo mi abbizzo o tempo senza affannoso e vastizos, como quises passato te deciso dillo rodoi dillo 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 rodoi a mia sorella tie potoi dillo 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 rodoi dillo 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 rodoi dillo 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 zona mia ti va poco noto chi ti yuki anche ricche mano a meso di essero e manzano uno carigno e non deve essere molto dillo 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 rodoi e dillo 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 rodoi e dillo 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 rodoi dillo 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 rodoi dillo 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 rodoi soppilo brondoni e duocano e in bocca varfiera e tutto de battagliare e andar venta botto e in moretina sei so pantano dillo 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 rodoi e dillo 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 rodoi e dillo 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 rodoi dillo 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 rodoi dillo 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 rodoi attendamenta in Santa Maria e in su barone vina singollai chi ti ballai dai s'allegria dillo 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 rodoi 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 e come cuddo zero macamanna cosa che non m'ha di fatto mai Tese sindreno katembo kayanna dillo 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 rodoi 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 dillo 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 rodoi dillo 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 rodoi dillo 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 rodoi dillo dillo rodoi a mia sorella tie potoi dillo 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 rodoi dillo 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 rodoi dillo 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 rodoi dillo 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 rodoi. Vieni Laura, vieni con me che andiamo a salutare gli amici di Orosei, tenore Antoni Milia. Queste voci insomma che ci hanno regalato inserti preziosi di una storia, la loro, che raccontano da quasi 20 anni come sodalizio, così come lo abbiamo presentato, ma poi con l'esperienza insomma di chi da molto tempo prima ha saputo raccogliere davvero l'esempio. Ci ritroveremo nel finale di questo incontro per una sorpresa, perché voi, più le voci dell'Eterno, quindi le voci della Corsica, avrete modo di unire in un'unica canzone quello che è un po' il senso di questa manifestazione, mescolare proprio il sentire di queste due isole sorelle. Grazie agli amici di Orosei, grazie di cuore. Vieni Laura da questa parte, anche perché adesso torni con un canto preziosissimo sulle melodie di Simon e Garfunkel. Anni fa Andrea Parodi chiese a Mogol di poter scrivere un testo che fosse in qualche modo più di una preghiera, perché questo brano è uno stato d'animo
E quindi proprio questa complicità tra Andrea Parodi e Mogol ha prodotto Deoticheria Maria. E questo tuo modo di interpretare questa canzone restituisce un altro modo di intendere quella volontà che sicuramente nasceva per offrire davvero qualcosa di prezioso. Quindi noi ti ascoltiamo. Laura Spano. Essa cara de Madonna, ma tu un'ombra indecifrabile, un misterio indefinibile, tutto un mondo che non conosco, dai cegos de esos ogros tu no sé. Maria, su silencio casa tue, no este gudo e mamahona, es una calma che mi assustava, che mi fa che de più fragile, un tormento che mi serra su sentimento in coro mio, tu no ses, Maria, e su bene meu siguiente, eu mi perdo in soblio, un pizzino quando timide si rifugia in sorgiocattolo, ma fa che male questo io su raggiro che mi va to Deoticheria Maria. Giro che mi va to, ma fa che male questo io su raggiro che mi va to, Deoticheria Maria, Deoticheria Maria. Ma che bella canzone e che bella interpretazione. Facciamo una cosa anche per dare un ritmo a questo incontro, perché adesso stanno per arrivare loro, con la bellezza di queste voci. Tu ieri non eri qui, ma le hai seguite a distanza attraverso la diretta di Sardegna Live. Siamo rimasti tutti incantati perché sono
davvero di una bravura, di una bellezza, questo suono che le voci producono e soprattutto i contenuti che loro trasferiscono attraverso le voci. Però facciamo un po' da spartiacque tra questa prima e seconda parte del nostro incontro con un nostro momento musicale che a un certo punto dice proprio limba, sarda, dessa gente, cioè c'è proprio questo richiamo, insomma, che vuole essere un po' identitario, ma nello stesso tempo è una canzone d'amore per la nostra terra e in questo caso è esteso anche alla terra di Corsica. Ci proviamo? Si chiama Sonos de Maia. Laura Spano. Nel tuo canto silenzioso splende poesia, soffia dolce in fondo al cuore la tua melodia. E ora un ballo e un cerchio di stelle intorno a me. I suoni della terra sono casa mia, i sorrisi della gente, affetto e allegria, danze e colori, impronte d'amore Nell'anima, limba, sarda de sanzente, balluse scomente, luce in quest'anima, se armonia che lu, festa de Sardigna, sono de Maria, pros amore de sa terra in companzia. Dessa terra in companzia, i tuoi occhi di cristallo come il mare, riflettono la luna, sognano le onde, in ogni angolo sei paradiso, terra mia. Limba, sarda de sanzente, balluse scomente, luce in quest'anima, se armonia che lu, festa de Sardigna, sono de Maia, pros amore de sa terra in companzia. De sa terra in companzia. Dessa terra in companzia. Dessa terra in companzia, limba, sarda de sanzente, balluse scomente, luce in quest'anima, se armonia che lu, festa de Sardigna, sono de Maia, pros amore dessa terra in companzia. Limba, sarda de sanzente, balluse scomente, luce in quest'anima, se armonia che lu, festa de Sardigna, sono de Maia, pros amore dessa terra in companzia. Grazie davvero. Ovviamente stai con noi per tutto l'incontro, perché poi alla fine ci ritroveremo tutti su questo palcoscenico e grazie anche di questa condivisione. Laura Spano. Grazie. Allora, è arrivato il momento, Ieri sera li abbiamo apprezzati tanto e adesso abbiamo bisogno di qualche secondino perché dobbiamo allestire lo spazio scenico per loro. Li presenteremo tra un istante. Abbiamo parlato anche di questo lavoro che tra poco ci presenteranno, il primo lavoro discografico che contiene la bellezza. Guardate, mi sono annotato proprio il senso del nome del progetto a cui loro aderiscono, rispondono, l'Eternu, cioè l'Eterno, nell'amore che divampa e nella passione che si esprime quando si canta la storia di un'isola a cui si appartiene. Ed è questo un po' il senso di tutto il lavoro. Però facciamo così, come abbiamo fatto ieri sera, c'è stato a un certo punto un momento improvvisato e mi serve adesso per dare la possibilità
a chi insomma opera accanto a me per consentire loro di amplificare bene le voci e i suoni, abbiamo invitato sul palco un ragazzo di 20 anni che ci ha molto impressionato perché sa di tutto un po'. È uno che ama conoscere e quindi gli abbiamo fatto una domanda, io e Franca Deiana, che tra poco sarà sul palco con noi, e lui ci ha risposto. Vogliamo vedere se stasera si è preparato anche su qualcos'altro che riguarda Corsica e Sardegna. Intanto lo invitiamo, gli facciamo un bel applauso. Lui si chiama Enrico, eccolo qua, un applauso forte. Vieni Enrico, vieni. Ieri hai conquistato tutti perché la tua simpatia, ma anche questa tua conoscenza, insomma così, delle cose che ti abbiamo chiesto. Oggi facciamo una sorta di interrogazione, va bene? Sardegna, Corsica, Sorres de Mare, due isole gemelle, sorelle, ma quanto distano l'una dall'altra? Beh, sono sorelle anche nella distanza, infatti distano a malapena 12 km dal bianco promontorio su cui sorge Santa Teresa di Gallura e Bonifacio. Tra l'altro il tratto di mare in generale si chiama Bocche di Bonifacio ed è largo dai 15 ai 20 km e profondo solo 100 metri, però merita di essere menzionato perché lo possiamo definire proprio il tratto più tempestoso di questo rapporto. E tempestoso non è casuale, per via dei forti venti, tra i più forti del Mediterraneo, che vi soffiano durante buona parte dell'anno e che rendono la navigabilità davvero difficile. Un po' difficile, quindi questa è la prima domanda. Le città della Corsica? Le più importanti? Il capoluogo è Ajaccio, poi le regioni storiche in cui è divisa sono due, Corsica del Sud o Cors du Sud, mi perdonino gli amici corsi la pronuncia, e Alta Corsica. Nella Corsica del Sud abbiamo Ajaccio e Sartene, che tra l'altro prende il nome dalla nostra isola, Sardegna, perché fu colonizzata dai nuragici, mentre invece nella Corsica del Nord abbiamo Ajaccio, abbiamo Bastia, Calvi, un totale di 360 comuni. E la Sardegna invece quanti comuni ne ha? Sorella anche in questo, 377. Quindi sa proprio tutto, gli facciamo un applauso perché adesso ci siamo preparati? Vogliamo vedere Bonifacio? No, cosa mi devi far sapere? Cagliari, Olbia, Bonifacio. Le distanze. Scusa, l'ultima domanda. Che distanza c'è tra Bonifacio e Sud? E Bastia al nord, sono 172 km. Cagliari-Sassari? Cagliari-Sassari sono circa 270, ma il paragone più corretto... Cagliari-Sassari 270 mi sembra un po' troppi. Dici? Io direi 200 al massimo. Invece il paragone però sarebbe Cagliari-Olbia, che sono 300 km. Vabbè, il doppio ti sei salvato in curva. Mentre invece per le altezze abbiamo la punta più alta della Corsica 2706 metri, quella della Sardegna 1834. Le battiamo sulle distanze di terra, ma loro ci battono sulla distanza verso il cielo. Avete capito? E queste erano piccole curiosità. Grazie Enrico, un applauso forte. Comunque, come ho detto ieri, le due isole più belle del Mediterraneo che ci colorano l'anima, del blu di Corsica e del verde di Sardegna. È uno slogan ormai, grazie davvero. Grazie Giuliano, grazie a tutti. Grazie di cuore. Allora davvero la loro è anche, come posso dire, un'indagine nei sentimenti del popolo che rappresentano, questa Corsica che difende la lingua, che difende i valori, che difende e si riappropria di quel sentimento di appartenenza anche attraverso questa corrente a cui loro hanno aderito come progetto che negli ultimi 4 decenni davvero ha avuto modo di dettare le linee di un impegno di cui loro sono ambasciatori e rappresentanti. Ci sarà un'introduzione musicale, poi saranno qua sul palco per cantare e riservarci anche alcune sorprese. Un applauso per l'Eternu.
Mondo sviato, ogni speranza impurvina, l'uomo gloria la sua ruina, da troppo inchiodato, guerra vicino o lontano, era molto burrascate, malattia dolorate, nostro pane quotidiano. Tomba senza radio, una violenza sfinata, gioventù poca sfilata e pianto tanto, le prigioni solo mi di sempre si pesa più nera, l'alba d'un re a melome, lo cerco un negro fume, in due campo strasiera, o spiriti addormentati, giunta l'ora di approva, una strada nuova, quella di Buongiorno a tutti, siamo contenti di essere qui di nuovo su dopo mezzogiorno su bello paesolo di Sardegna in Tadasuni per spartire con voi queste canzoni, queste tradizioni, ciò che ci hanno lasciati, come si dice, i nostri anziani, quindi che ci hanno imparato i serati vedi a cantare questa bella lingua che noi cantiamo stasera. Abbiamo cominciato per un canto che noi abbiamo fatto che si chiama Un miserere, per rendere omaggio a tutti quelli e quelle che si sono battuti per far campare questa cultura, questa lingua a pro di noi a gioventù. Perché in Corsica l'affare non è mica sempre stato facile di peto allo Stato francese che ci impedisce il mondo di cantare e di far campare la nostra cultura. Allora qualche volta ci va qualche rivoluzione e a sapete voi qui in Sardegna, voi che avete tenuto di noi e usci cultura.
Allora, ora è andare verso un canto, soprattutto, chi parla di sa gioventù corsa, chi vuole campare in uso paese, in uso isola, per fare la sua vita e il suo lavoro. Allora vi preghiamo una buona serata e un bel concerto. So passi di vita da contare, paesi lontani da sperare. So certi futuri da cercare, mari incerti da incantare. So da cieli voglia preservare, strade vecchie da smatuna, so paradisi, so benestare, o mi degli ad amnistare. Cicciosi o apparati, siamo sempre a sognare, non universi scappati di la nostra realtà. So certi futuri da cercare, stelle chi può orientare, confine rare da affrancare, fiumi addi a lacrimare. So ristampi di volontà, venti poni da spatancia, mondi sceni a conquista, i nostri dadi, le strie currate. Siamo sempre a sognare, non dovresti scappare di la nostra realtà. Veramente questo primo passaggio di questo vostro repertorio ci ha portato dentro la bellezza, insomma, di un viaggio che voi avete intrapreso un po' di tempo fa e che portate avanti con grande calore e temperamento. Ma questo incontro tra
Sardegna e Corsica, ovviamente trova anche la sua mescolanza, la sua fusione di sensibilità. E c'è uno strumento che ci rappresenta più di tutti gli altri, ed è quello delle launeddas. E c'è un artista, ovviamente, che da tempo lo porta davvero con grazia, eleganza e talento. E adesso noi vedremo l'incontro tra l'Eternu e Roberto Tangianu. Applauso. Il loca di qui so fatti a luto pare Bollaria chi tutto firme sì per me ma un tempo si sbucina in Sant'Anna d'Argentina. Quale può sapere chi è la mia vita va? Qualcosa di te chi ferma gli orni a fa chi lo me va su strascina in Sant'Anna d'Argentina. A chi può dire minta sì di no e chi firmerà di rigore di chi so Giusillora cittadina in Sant'Anna d'Argentina. Tutto ciò che fu, o mi ne posso scordare. Ma dimmi tu, chi ferma gli orni fa. E dove passo la scena, in Sant'Anna d'Argentina. Piazza
se sicuri di non portarvi qua su. E Roberto Tangiano, vieni Roberto qua al centro un secondo, perché vorrei che tu dicessi qualcosa anche nei confronti di questi compagni di viaggio che stasera insomma hai avuto modo di conoscere un po' più da vicino, ma che già ieri sera insomma t'hanno affascinato per quello che loro producono, avendo il privilegio di preservare i valori di una cultura musicale che orale, scritta, hanno saputo poi interpretare in questo loro mondo. Qualcuno ha detto che dove le parole non bastano c'è la musica che poi interviene per colmare quelle lacune e per far sentire soprattutto la sua voce. L'aspetto più bello in assoluto è che Sardegna e Corsica oggi parlano e dialogano attraverso la musica, attraverso l'eccellenza di queste voci che si ritrovano insieme e creano davvero un concerto di suoni. E le Launeddas nel loro insieme, quello strumento definito anche concerto, riescono a rievocare la voce di una Sardegna, l'anima più bella della nostra isola, e quindi ritrovare queste due isole che dialogano insieme è davvero un'esperienza direi emozionante, e soprattutto grazie a loro per averla condivisa con noi e qua a Tadasuni, questo evento che ha organizzato davvero ci ha dato la possibilità di vivere un percorso di cultura non indifferente, ma soprattutto che accende la passione di tutti quelli che la Sardegna la amano davvero, e in questo caso che amano anche davvero la Corsica. Grazie davvero Roberto, torniamo più tardi insieme perché ovviamente ci sarà il tuo assolo. Però qui a questo punto vengono a darvi il benvenuto Franca Deiana e Domenico Porcu, che sono gli assessori del comune di Tadasuni, che vogliono proprio in questo vostro momento di presenza portarvi il saluto, e poi continuiamo ovviamente il viaggio musicale che interpretate. Hanno fortemente voluto, con Pierpaolo Pisu, il sindaco in testa, questo viaggio senza confini per portare davvero qua a Tadasuni, avete visto l'espressione di due culture che in fondo hanno tante similitudini e che nella bellezza della differenza poi trovano il congiungimento. Quindi questo viaggio che poi ha un'unica destinazione, arrivare al cuore delle persone, perché dal cuore delle persone parte. Eccoli qui, proprio sarà un saluto breve ma ci tengono tanto a porgerlo. E cominciamo con l'assessore alla cultura, Domenico Porcu. Allora, innanzitutto, buonasera a tutti, tutte le persone che ci hanno voluto far compagnia in questi 2 giorni. È stato un lavoro lungo e il senso di questa festa è, per come l'abbiamo immaginata noi, è cercare di riunire questa nostra piccola comunità che ha delle divisioni che dal mio punto di vista non hanno proprio ragione di essere, quindi è stato festa e speriamo che sia festa anche per i prossimi anni. Ringrazio tutte le persone che ci hanno dato una mano per realizzare questa manifestazione. Un ringraziamento particolare lo voglio fare comunque a Michela Zucca, perché veramente il suo contributo è stato fondamentale per realizzare queste 2 serate. Grazie davvero Domenico. Franca. Franca investe quello che è il settore del sociale, ma lo abbiamo detto ieri, lo dico per chi si fosse messo in sintonia con noi soltanto stasera, è originaria di Tadasuni, però poi la vita l'ha condotta ad abitare, a vivere anche la cultura, i sentieri della Corsica, e questo legame in fondo lo dobbiamo a lei, questo incontro, perché la proposta poi è stata accolta da tutti, ma è partita ovviamente dallo spirito, e te ne ringraziamo perché ovviamente abbiamo scoperto anche noi un mondo che ovviamente da oggi non lasceremo più, che è quello appunto della cultura della Corsica. Le tue impressioni ieri sera, oggi, le tue emozioni soprattutto. Prima voglio ringraziare a tutti, veramente ringraziare, grazie a tutti di essere qua con noi e di averci sostenuti
tutti, veramente grazie. Dopo questo evento è stato visto in Corsica da tante persone e hanno veramente apprezzato la cultura sarda che non conoscevano bene, e le canzoni sarde, i tenori, Roberto Tangiano che ha tante belle cose, ho avuto complimenti per i sardi, ecco. E questo è bellissimo, perché era questo lo scopo, no? Avvicinare le due isole. Io vi ringrazio tanto, ho salutato il sindaco Pierpaolo Pisu, persona che conosco da tanti anni e che ovviamente ha sposato subito questa iniziativa, e ovviamente gli rivolgiamo un abbraccio fortissimo da parte di tutti noi. Grazie davvero, un applauso. Continuiamo il viaggio musicale e vi lascio in loro compagnia. Guardate, noi ascolteremo da vicino questo lavoro, per fortuna stasera dal vivo, ma poi queste tracce che sono i loro sogni, perché il disco si chiama I nostri sogni, sono i sogni che adesso appartengono un po' anche a tutti noi. Continuiamo quindi il viaggio musicale con l'eterno applauso. E suonata l'ora, un tempo si è firmato, e lo vento, un ricordo stampato, e l'anima vola, addio e voltata, mi stringe il cuore, a notte s'affaccata. A te l'umano di questa schiera, di cori, tanto a spicera, di la tua alma per farla spuntare. La tua notte mi devi contare. Ha spogliato la vita di troppo piacere, perché la ti vesti di innocenti pare. Quanto mi sari aggarbato a parlare, tutto malesse e poter ragionare. Se spento la sostizza, o più mal pensare, lasciando scompiglio, la cosa pensare, senza sapere chi lo raggio, chi la spera, sempre logica, tanta via spartera. Umano di questa sfera, di cori, tanto a spicera, sì, la tua alma per farla spuntare. La tua notte mi devi contare, pianta a tua corsa, ti beso alla croce, e porta con te sta somma da un feroce, sbarca i tormenti e fatti consolare, dall'amico schietto fassi vergolare, a te un mago di questa sfiera, di cori, tanto a spicera, sì, la tua alma per farla smontare.
lato notte mi devi contare, a te non mano di questa sfera, di coi cori, tanto a spicera, di la tua arma per farla spuntare, lato notte mi devi contare. Grazie mille. Adesso facciamo un canto che abbiamo scelto, tradotto, per un po' rammentare la periodo difficile che noi abbiamo campato 2 anni fa, con tutta questa gente che si sono ritrovati rinciosi nei suoi casi, nei suoi quartieri, nelle sue città, senza poter parlare né discutere. Allora ci siamo detti che questa stagione, questa cattiva stagione è stata un po' una maniera di riflettere, una riflessione per gli umani, per via di lavene di esoplaneta, di esopianeta, di esotara, di noi, di questa gioventù che costruisce, di noi, questa società che non teniamo tanto. Allora, lontani di scambi superficiali, avevamo scelto di fare questa canzone per dare tutta l'importanza di umani e di suoi scambi tra essi. Avevamo fatto campare, semplicemente. Hai campato a quella volta con poco amore e carità, hai campato a bria sciolta, canti risati ed estate, tra Pilato e Caivasu, i miei maestri a sente di, hai pigliato un bel chiasso e la vita è corsa così. Campa, campa, di speranza occhio di sole. Campa, campa, campa ta dieva liu campa. Va grida la barba bianca, chi vede tutto da qua su, si ne posa non la panca, discutendo buon Gesù. San Pietro apre un paraiso, a Livurdani come me, e la Madonna dolce viso le offre una tazza di caffè. Campa, campa, puro spento senza calori. Campa, campa, campa da dieva lu campa. Fa l'amore non è peccato, hai campato a malandà, mangiate bete di stimato, ma ciò che fece non è da fare. Mi chiama, si pente, è troppo tardo o cagaiò, così dice di me la gente, mi parcherà via da Dio. Campa, campa, di speranza occhio di sole. Campa, campa, occhio San Pedro
carità, ma campa, campa, di speranza oggi d'amore, campa, campa, campa t'aria voglio campare. Allora, adesso facciamo un canto polifonico a tre voci, un vecchio canto di Agorzica, un po' simile a quelli canti, si vecchi canti sardi che noi abbiamo inteso giusto innanzi. Erano i pastori, gli stati, quando li cudaiano in montagne, si ritrovavano gli stati nelle montagne a far pasce le ovesti, le pecore, le capre, e forse avevano un tempo di cantare, di scambiare, di fare poesia, e così è nata a Padielli secoli e secoli fa, e oggi è sempre cantata. Si può dire che è un puntello di un canto contemporaneo Gorsica e Oginco. Stasera andiamo in un paesolo di Orezza che si trova in Agastagniccia e ci ritroviamo a cantare questa bella padiella di montagne d'Orezza. Sole montagne d'Orezza, che manore so che ci diamo daro tutto lo mondo, la Merci, a ringraziarvi. Allora, ora andiamo in un sito che si chiama Cauria. Siamo in Usartinese, usutano di Agorzica, non lontano da Bonifacio, di Sardegna. Giusto appunto, Usarte è una fondazione aragonese e di un'università di cultura che si sono impegnato a fare di secoli qui in Corsica. E poi, 1000 anni fa, ricordiamo un po' più andaretto, c'è un bello sito che si chiama Cauria, questo pietre zuccate ritrovate dall'antropologo che l'hanno rialzati come erano al principio. Si petri si chiamano istantari, ben intesi. Qui in Sardegna ci sono si belle nuraghe. Noi abbiamo come testimonianza questi istantari che sono stati zuccati, che testimoniano di più di 40 popoli che sono passati in questa terra di Corsica. Allora l'abbiamo un po' dato un nome per noi sono come i sentinelli che ci proteggono e che figurano sempre sul mare latino. Sentinelli.
Lampata un mare latino a una maniposa all'impero agli venti un sogno maledetto d'eterno scarpinito a una chiamantina che più nimo non senti che più nimo non senti. Cari voci ghifoni da Golandi allora e rivisi di Peter chi disi di noi e da sopra la strada non si vola e l'idea che tanto da lui principiò la mano chi vens in tempi tanto fa e viveci dal tuo ed altri soffrano on era un culo un mondo e nerati di dia guardiano impitrato di un rigore umano di un rigore umano. Dani l'abbraccio primo di un silenzio e i sapienzi arcani con i soganti mesi di giorni le storie attiniti di segreti dare una cittadella che a memoria persi sentirei a ringraziare i mondi. Allora, ora andiamo verso un canto per rendere un omaggio a un uomo che è stato di un puntillo, una società gorsica per difendere e per aiutare la gioventù gorsa a lottare. Anche quello che era risortito di facoltà di Nizza negli anni 70, professore di storia, si è ritrovato nel Frigiò per via di una lotta veloce. Poi quando è sortito di questa Frigiò ha deciso di farla fare altrimenti. Allora ha fatto scuole giganti in Ajaccio, siamo in Ajaccio negli anni 80 e queste scuole erano di gratis per soprattutto radunisce a tutta questa gioventù che voleva lottare ma solo con la violenza. Allora ha spiegato a tutta questa gioventù che si poteva lottare in un'altra maniera, con parole, con testi, con chitarra, con una maniera di pace ma sempre con rivendicazioni serie. Allora il suo lavoro ha portato i suoi frutti, posti che oggi si scolano, esistono sempre. Ci sono stati i scolari che sono divenuti cantanti famosi in Corsica, che sono conosciuti e riconosciuti. Allora stasera gli vogliamo dare una pinzata per Somo che era impegnato a pro di gioventù corsa. Si chiamava Natale Lugiani e anche di più di questa musica che gli piaceva tanto e questa allegria.
E la sposa di Dante rime, Igore sfrigia l'altegime, come il vento che si intesta, da baci dopo ad impesta. Scappata da qualche chitarra, bulaggiando la mia cara, come a per fare l'amore, chi strugge piano l'udore. E stento allegria di la vita, melodia, e tutto quella un po' di più. E stento allegria di la vita, melodia, oh musica ti chiami tu. Ecco noi! E sole chi scalda gli sensi, da fa viaggi di piomensi, come cogliere da bene, a forza chi strappa catene, e lucigori la bugiura, chi ti insegna la partura, come la sbiscia canterina, chi cerca sempre amarina. E stento allegria di la vita, melodia, e tutto quello un po' di più. E stento allegria di la vita, melodia, oh musica ti chiami tu. Brisante, sente l'alma che si accende quando la notte si smucina, ben all'alba e si avvicina. E stento allegria di la vita, melodia, e tutto quello un po' di più. E stento allegria di la vita, melodia, oh musica ti chiami tu. A ringraziarvi. Allora, la canzone che viene ci parla di un paesolo e di a salvezza di questo paese con una comunità che si è impegnata per far campare e far nascere terre nuove. Si chiama Quanto si è cambiata? Se tu gira bene
mia innamorata, ne facciamo noi promesse solenne, anche senza veste per quelle le strade, la voce novella, la nostra bracciata, mi pare noce di sante rintene, o Corsica mia, quanto si cambiata, se tu ti ricordi di quella sbarcata, colmi di speranza e di l'allegria, c'era ancora noi e come diceria un respiro d'una sventolata, mi pare nuove tutte gli scentrie, o Corsica mia, quanto si cambiata. Dalla spensità, accompagna vostra da un lasciago. La città che ride di rosori more, ogni cosa garra la sento spandata, e giunta amarezza in nostro amore, o Corsica mia, quanto si cambiata, ma non voglio perdere la speranza amata, ma non voglio sentire la domanda gela, e m'arredo da chi fermerà un cuore di neve pannata, e la mia memoria ginge asteria di Corsica mea, come mai cambiare. Ringraziavi. Allora, mi fa un canto che ci parla di gioventù, a gioventù corsa che si impegna e che lotta, ma certe volte la gioventù ha voglia di fare vista di noi e certe volte troppe veste. Si sa che in Corsica abbiamo di noi ciò che noi chiamiamo una specie di mafia che ci arruina la società. E ben intese, con la mafia ci va le cose che voi conoscete, che a gioventù un po' mica fa a solito come la vuole, perché certe volte sceglie certi cammini che li portano a strade nere di droga. Allora, sto canto l'ho fatto per un amico che malorosamente si è impegnato anche in un safari qui e ha perso il mondo di tutto. Allora, gli vogliamo rendere omaggio in questa canzone che si chiama Ueleno. Ma chi posso fare di questi usi, chi posso più campa così, che diventata tanto nera a Corsica,
oh va. Dimmi perché che un mondo è strano, che l'umidità tanto affano, Dio diventa e di la bene di a gioventù. E tu, mio fratello di cuore, credi a un benestà. E tu, lo mio amico tanto caro, un suggelato vita. Sciringano intero nostro sangue, mai mai un deve cuore. A dipendenza a summare lo su, mai mai un deve cuore. Oh ma so che sto mondo non è più quello che lì do tempi era più bello. C'è l'allegria in una famiglia finita oh pa. Non c'è più stonde di dolcezza, chi in litto tempi era più bello. C'è l'allegria in una famiglia finita E tu, mio fratello di cuore, credi a un benestà. E tu, lo mio amico tanto caro, un suggelato vita. Sciringano in del nostro sangue, mai mai un deve cuore. A dipendenza a stuppare le nosu, mai mai un deve cuore. Oh, mai mai un deve cuore. Mai mai un deve ringraziarvi. Allora, abbiamo scelto un canto che si chiama A Bandiera.
La bandiera corsa è importante come per noi, è un simbolo di questo popolo che è sempre a rito. E c'è un uomo che ha stampato la storia di quest'isola che si chiamava Pasquale Paoli. Pasquale Paoli che era un precursore un po' di, come si può dire, di una forma di una democrazia vera che l'aveva impegnato per far campare il suo paese. Aveva scritto la prima Costituzione che è stata ripresa da Napoleone, che diceva sempre che era il suo babbo spirituale. E questa Costituzione di Paoli diceva che gli uomini e le donne devono nascere uguali in diritto, in dovere e in religione. E soprattutto aveva dato a consulta di corti il 14 luglio di 1755 il diritto di votare alle donne che si ritrovavano vedove, che avevano perso il suo marito. E questo era una forma veramente una forma era visionario, era di una forma di diplomatico, e poi aveva dato di noi il diritto di campare a questo popolo giudeo che era venuto a installarsi in Pieve Devisa. Aveva aperto la prima università di Gorti di noi a Sepiga nel 1755, che è stata riaperta solo nel 1990, con ben sicura rivendicazione degli autonomisti in Corsica. Allora volevamo parlare un po' di storia che ci a conoscere, che ci smentichiamo troppo presto. Pasquale Paoli e la sua bandiera alzato in una sua bella cittadella di Gorti. Bianca e nera la bandiera, a rite fiera svintolerà, a stimmani per le mani, alla vittoria ci porterà. La storia passata, Re Aragone Asa, di a testa mora, sempre ci parlava, con fede tamanta, un io da canta, un sacro eterno ci ribomberà. Bianca e nera la bandiera, a rite fiera svintolerà, a stimmani per domani, alla vittoria ci porterà. Un pezzo di noi, un scorno libertà, speranza sovrana, un popolo da fa', oh patria amata, ti volemo abbracciare, te sei isolano, tanta libertà, bianca e nera la bandiera, a rite fiera svintolerà, a stimmani per domani, alla vittoria ci porterà. Storia ti volemo salutare, te sei isolano, tanta libertà, bandiera in testa, noi la conquista senza mai paura, bisogna marciare senza mai paura, bisogna marciare senza mai paura.
bisogna marciare, bianca e nera, la bandera, a rite fiera, sventolerà, a stimmani, e domani, alla vittoria, che volterà, bianca e nera, la bandera, a rite fiera, sventolerà, a stimmani, e domani, alla vittoria, ci volterà, ci volterà, ci volterà, ci E buonasera! E a presto! Bianca e nera, la bandera, a rite fiera, sventolerà, a stimmani, per domani, alla vittoria, ci volterà. Avevamo compiuto questa serata con due canzoni, una che si chiama Compagnera, canzone audinca, che è stata creata da un gruppo che non teniamo ben inteso. Siamo passati e abbiamo cantato di una formazione più anziana di Gorzica che si chiama Canta o Popolo Gorzo. E poi abbiamo compiuto ben inteso stasera con l'inno di Gorzica, l'inno nazionale di Vergine Maria che ci protegge da poi il 1735 che era Pasquale Paolo che aveva preso questa decisione che a Gorzica si protegge della Vergine Maria. Allora speriamo che avete passato una buona serata, di scontrarci di noi qui in questa bella terra di Sardegna con uomini e donne che facciano questa bella cultura che non teniamo caro di noi e spero di incontrarci presto. A presto, vi ringraziamo e a buonasera. Via, l'onda sguasserà, sangue a notizia dell'unce terra, piove notte odore, l'onda infangherà, dentro una maniera di va con il loga perché compagnero si nasce una mano di braccio.
con il loga per te compagniero silenzio una mano di Davvero un bellissimo momento, anche questo che avete scelto per socchiudere idealmente il vostro incontro, perché adesso, come abbiamo fatto prima con Roberto e le Launeddas, avremo modo di creare un'altra sinergia, e questa volta è la Sardegna che viene incontro alla Corsica, perché credo che abbiano scelto insieme a voi un momento che per voi è importante, perché è quell'inno identitario che vi contraddistingue, che ovviamente sottolinea quell'appartenenza che voi rivendicate con la vostra musica, con il vostro impegno, con la cultura ovviamente di cui siete portatori. Allora io chiedo agli amici di Orosei, del tenore Antoni Milia, di raggiungerci. Non lo abbiamo provato, ve lo dico già. Hanno deciso qua sul palco di interpretarlo così come avrebbero fatto in un angolo di questo parco meraviglioso di Tadasuni. Siamo arrivati alle battute finali. Permettetemi, perché non voglio assolutamente dimenticarmi, di ringraziare la Rock House Blues Studio, perché ci ha dato assistenza in questi 2 giorni dal punto di vista tecnico, qualificando l'incontro, quindi da Alberto R a tutti i suoi collaboratori, allo staff di cui insomma è assolutamente complice e compagno. Quindi un applauso, perché sono stati bravissimi, ma cosa dire dell'eccellenza se non questo? E poi ovviamente il comune di Tadasuni lo abbiamo fatto a più riprese, anche con le loro voci. Tutti voi che ci avete seguito, noi ci stiamo avviando alla conclusione, ma lo faremo proprio in questo modo, con questa sinergia e poi con il suono laddove nasce tutta la nostra storia, quello delle Launeddas, e quindi sarà Roberto Tangiano a chiudere l'incontro, insomma, che in queste 2 giornate ci ha regalato soprattutto grandi emozioni. Ci siamo, proviamo a entrare in questa dinamica di un incontro improvvisandolo, come ho detto, ma sono queste le cose più belle, perché nascono dal cuore. Quindi ascoltiamolo insieme, dopo un applauso ovviamente, dopo un applauso. E Madre universale, per cui amor si sale al paradiso, per cui
Davvero grazie, grazie di cuore. Vuoi dire una cosa tu, insomma, a nome del gruppo che rappresenti? Così togliamo la parola a tuo padre, che sicuramente vorrebbe intervenire lui per dire cose, ma gli ho detto no, questa volta faccio parlare tuo figlio. Intanto grazie per averci voluto a questa manifestazione, siete davvero tantissimi, per noi è un onore. E poi noi andiamo spessissimo in Corsica a duettare con la musica bellissima che loro fanno, poi sono delle persone veramente straordinarie che ci tengono alla loro terra e alla loro musica, e quindi per noi è veramente un grandissimo onore poter portare la nostra e la loro musica in Corsica. Grazie a tutti. Grazie davvero. Ludo, vuoi dire invece qualcosa tu a chiusura di questi 2 giorni? Noi vi diciamo grazie per quello che avete portato qua, ma penso che anche voi abbiate modo di voler dire qualcosa per questa Sardegna che vi ha accolto così bene. Buonasera. Allora io voglio ringraziare da tutta la squadra, voglio ringraziare tutto il mondo di essere venuti numerosi così, e essere stata qui a Risera oggi. È una manifestazione assai importante, importantissima per la nostra gioventù, per noi, per la nostra cultura, per parte un po' questa musica sarda, musica di Corsica, si assomigliano mica troppo, ma si acconciano bene, non so se voi mi avete capito, ma voilà, si acconciano bene, e penso che la strada è lunga, è difficile, ma proviamo e saremo qui per parte un po' di musica, un po' d'amicizia e appena di forza, soprattutto. A ringraziarvi e a buonasera. E come si dice in de noi, a presto. Grazie davvero, grazie di cuore. E allora abbiamo detto che avremmo chiuso con quel suono che ci rappresenta, laddove tutto nasce. Per noi è sicuramente tanto, perché sono millenni che accompagnano questo suono, che evidentemente qualcuno ha saputo come testimonianza offrire a chi è venuto dopo di lui fino ai giorni nostri. Uno strumento così fragile e delicato, ma così forte nel suo suono e nel suo voler rappresentare una terra ovunque. Prima è entrato nel gioco delle dinamiche di una collaborazione, ha regalato un'emozione sotto traccia, e adesso invece proprio con una sua esibizione ci porta nelle note di coda di questo incontro. 2 giorni davvero speciali, grazie a chi ci ha consentito di viverli e grazie a tutti voi che avete condiviso con noi davvero la bellezza di Tadasuni e della sua gente. Grazie di tutto, arrivederci alla prossima edizione. Roberto Tangiano.